Che brava Speranza, come è morta bene? Patatona? Patatona, domani vai in una casa, e non più la strada, eh? Cristiano, stai attento che la nostra Speranza, vedi, un pochettino ogni tanto deve mordere lei, però poi quando la accarezzi qua, sul nasino, ti lascia andare. Noi abbiamo fatto le unghie, le orecchie, così domani è tutta bella, pronta, vero? Mm? Sì, un po' nervosa, vedi? Si morde pure la sua codina, pure la sua codina si morde. Lasciatemi stare. Comunque non ti spaventare, Cristiano, se prova ad attaccare, stupidina, poi quando gli appoggi la mano sulla testa si lascia fare tutto. Non si morde, si sente meglio, vero? Vuoi le mani esperte tu? Dì che non deve avere paura. Ah sì, e poi basta che gli avvicini un cucchiaino, glieli imbocchi e lei mangia, lecca. Sembra l'esorcista messa così. Ma se la mollo mi vuole scappare. Ora gli abbiamo messo le gocce, per questo fa in questo modo con la È testa. vero. Però lei deve soffiare prima, se no non è felice. Appena si avvicina qualcuno non si ricorda mai chi è, pure che gli hanno fatto tante coccole prima. Ha la memoria corta e Speranza. Dimentica in fretta. È vero, patata? Dimentica in fretta. Fatti Tu? fare un primo piano. Ti vedere che sei bellina? Ciao. Mm? Chiudiamo. Comunque un pochino ci vede Speranza, eh? Non è cieca cieca. Solo da un occhietto ci vede. Ok, domani diventerà Bisogna avere bolognese. molta pazienza con lei. Sì, perché poverina, è stata tanto in strada da quando è nata. Gli piace tanto però essere accarezzata sul nasino. Tantissimo proprio. Però prima di arrivare a toccarla sul naso la devi prendere. Salutate. Ciao ciao. Ciao.